Sarà il quinto pastore della Chiesa agrigentina a ricevere la beretta cardinalizia. Il grande giorno sta per arrivare. Domani nella capitale Francesco Montenegro, per tutti Don Franco, verrà nominato ufficialmente cardinale. L'annuncio era stato dato nel corso dell'Angelus di domenica 4 gennaio da Bergoglio, che dedicò la sua prima visita del pontificato proprio alla terra di Sicilia, facendo tappa in quel lembo di terra che si chiama Lampedusa, che accoglie le speranze ma raccoglie, purtroppo continua a farlo, anche i cadaveri di immigrati in viaggio. Era l'8 luglio del 2013, il Santo Padre al suo fianco volle solo e soltanto Monsignor Montenegro, unico vescovo siciliano, per vivere quel momento profondo e intenso di preghiera e di riflessione, scandito anche da richiami al senso di responsabilità e per dire no all'indifferenza. Forse già allora Papa Francesco avrà deciso di premiare la terra agrigentina, terra di frontiera dell'immigrazione, una terra di periferia che tende la mano all'accoglienza e alla solidarietà, e di premiare anche l'instancabile e costante lavoro pastorale di Don Franco, che, lo ricordiamo, è anche presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni della Fondazione Migrantes della CEI. Un riconoscimento che l'Arcidiocesi di Agrigento ha salutato con grande soddisfazione e orgoglio. Se il Santo Padre ha pensato ad Agrigento e a Lampedusa nella mia persona, questo mi riempie di gioia. Furono le prime parole di Don Franco appena appresa la notizia, proveniente da Roma, dove sarà protagonista assieme ad altri 19 nuovi cardinali. Già da un paio di giorni si trova nella capitale per prepararsi spiritualmente all'evento. Ma quale sarà il futuro di Montenegro? Sarà ancora vicino alla città dei templi o lontano da Agrigento? Ipotesi quest'ultima che si potrebbe concretizzare nel caso in cui il cardinale Montenegro venisse chiamato a succedere nella sede a Palermo a Paolo Romeo, dimissionario per raggiunti limiti di età.